Amici di Diretta Sport, un saluto da Alessandro De Peru e Chico Pio in regia. Benvenuti a Santa Maria Coghinas. Questa è la giornata numero 11 del girone B di promozione. In campo Coghinas Calcio e Campanedda. Stoppe va dentro col mancino ancora, cerca il movimento di Troisi verticalmente che poi scappa al suo marcatore, ancora Troisi scatenato, prova ancora col movimento in verticale di Matteucci, gol tacco a cercare Ramirez! Eccolo il gol che sblocca la gara, eccolo il gol del Santa Maria Coghinas, l'avevamo detto, lo stava cercando la squadra di Congiu, l'ha trovato grazie all'argentino dalla numero 7, Ramirez, 1-0. Prova corto il colpo di testa, Rice ci arriva per primo, allora prova in verticale, c'è Troisi da quelle parti, sterza ancora al 19, poi pallone in verticale a cercare il movimento di Matteucci, c'è ancora qualche compagno, poi Matteucci serve dietro, Meli, ancora Meli, 2-0 e poi scintilla con Rice, gol annullato, ma se la chiede ai suoi compagni di velocizzarsi e poi va a battere. Del Rio se la sposta sul destro, prova col cross a cercare il movimento Perez, non ottimo il controllo del 17, può sfruttare Augusti Meli questo errore, se la sposta al 10, allarga il gioco, ancora Matteucci se la sposta, Matteucci, mancino, intervento di Rice e la rete di Seu, ha raddoppiato il Coghinas per mano di Roberto Seu. Gioca poco sul fraseggio come in questo caso con Masala che prova ad andare dentro da Usai, atterrato in area di rigore, prova Del Rio a calciare. Dovrà sicuramente cambiare metro di giudizio sui suoi interventi, ma occhio qua al colpo di testa di Cotani. È entrato bene in gara al numero 9, ma questo colpo di testa non è abbastanza per bucare Perez che ferma comodamente con le mani. Prova col lancio, De Rio ancora, Troisi a servire Seu, prova ancora a sfruttare Meli fuori, atterrato, comunque c'è Matteucci, calcia col mancino. Interviene bene Rice, calcio d'angolo. Prova col cross dentro, Criado tocca, poi ancora la conclusione di Fiorentino, ancora deviata. Fosse riuscito a mantenerla. E poi lanciata addosso all'avversario. Non secondo il direttore di gara nel mentre, occhio, grande occasione per il Coghinas, stava per combinare la frittata, forse unico errore questo della gara di Masala, si trova al momento giusto nel posto giusto e lancia Radovanovic, centralmente Meli, passa Meli ancora in velocità, Meli, serve Matteucci, è tutto buono stavolta, Matteucci sigla il suo 10° gol in promozione in questa stagione, primo calciatore in doppia cifra del Santa Maria Coghinas. Battuta ovviamente in verticale, ancora a cercare Usai, stavolta anticipato da Ramirez, si rivela un passaggio per Radovanovic in area di rigore, calcia Radovanovic a 10 e 5 gol. Comunque prova il Campanedda che non molla. Prova Riu ancora, l'intervento però di Perez che non lascia niente al caso, è rimasto a terra Riu. E ancora però a disposizione del numero 6 che ricomincia, Meli. Pallone verticale, sporcato da Riu, arriva però De Riu. Lo scarico verso Radovanovic, grande intervento di Rice. A proteggere il pallone per il direttore di gara. Può finire così. Finisce qua. Coghinas calcio 3, Campanedda 0.